Una grappa invecchiata a 25 anni, un sogno diventato realtà. È stato un Vinitaly all'insegna dell'eccellenza per Roberto Castagner, mastro distillatore e anima di una storica distilleria del Trevigiano. È il sogno della mia vita, io sono partito 30 anni fa con questo progetto di capire come una grappa potesse guadagnare valore aggiunto. Avevo fatto una visita in Cognac, ho visto che lì funzionava, più invecchiava più soldi valeva, ho detto perché no? Ho cominciato nel 1999 con le prime 30 barrique, oggi ne ho quasi 3000 barrique e tirar fuori, estrarre da una barrique numero 5 in cui ho messo dentro la grappa il 18 febbraio del 2000 ed estrarla il 21 febbraio del 2025 è una grande festa per me, per la mia famiglia e per tutti i miei collaboratori, perché avere un prodotto così qualifica qual era la visione dell'azienda. Abbiamo venduto tanta roba, tanta grappa in giro per l'Italia e per il mondo, ma aspettare una grappa a 25 anni è la prima volta che mi capitava, quindi oggi è più che un matrimonio per me, è una festa un po' così della mia vita. Ha il gusto del tempo, nel senso che ha una complessità di aromi e di gusto tale che sembra veramente il riassunto di un quarto di secolo. Questa in particolare è una grappa che esprime una raffinatezza, trae il meglio da quello che si può prendere dal legno di altissima qualità, e quindi la grappa ha questo mix incredibile di lievi accenni di legno dolce, corroborati da un mix di erbe aromatiche che gli danno un tocco balsamico appunto di straordinaria raffinatezza. Per un distillato di questo livello, l'abbinamento ideale è un cioccolato fondente di alta qualità, capace di esaltarne profumi e complessità. Il cioccolato è difficile da abbinare e la grappa è uno dei prodotti che si sposano perfettamente con il cioccolato. Quello che abbiamo assaggiato oggi è un criollo 80%, il rimanente 20% è zucchero di canna, non ci sono altri ingredienti. È un cioccolato particolarmente elegante, dolce, rotondo e soprattutto aromatico, quindi il matrimonio con una grappa Castagner di 25 anni è veramente un matrimonio perfetto. La grappa con il suo elevato contenuto di alcol diventa un elemento estremamente morbido. L'alcol è un veicolo di morbidezza che intanto quindi va a smussare, a levigare le parti più dure del cioccolato. In più poi dal punto di vista aromatico il cioccolato di qualità ha un ventaglio di aromi che tendono a richiamare gli aromi evoluti della grappa. C'è un termine con il quale i francesi quando degustano il cognac riassumono questo complesso di aromi che si chiama rancio. In italiano sarebbe traducibile con il arancido, ma non è così. Invece il rancio, che questa grappa esprime molto bene, è proprio questo insieme di spezie, di erbe aromatiche, di accenni delicatamente smaltati che proprio si sposano in una armonia di sensazioni proprio con il cioccolato fondente. Negli ultimi anni l'azienda ha investito con decisione in innovazione e ricerca, ampliando la gamma con distillati pensati per la mixology. A Vinitaly 2025 hanno debuttato anche nuove proposte low alcol e analcoliche, pensate per incontrare la tendenza del mercato e un pubblico sempre più attento. La grappa è proprio l'anima da cui sono partito, il primo prodotto, ci ho creduto, andava innovata, cambiare la tecnologia, lasciarla lì molti anni per l'invecchiamento, ma il consumatore cambia, quindi siamo entrati nel mondo della mixology, con bitter, con vermo, con l'amaro, col gin, e adesso anche con i prodotti low alcol, quindi abbiamo lanciato oggi anche un Negroni Casta, quindi un prodotto già pronto a 9 gradi per i giovani che devono continuare comunque a divertirsi in sicurezza. Io dico meno alcol c'è meglio è, e martedì lanceremo anche i prodotti zero alcol per dire che anche alla fine se uno lavora nella qualità può anche produrre dei grandi distillati o comunque dei grandi liquori con zero alcol senza togliere la qualità del prodotto.